Che schifo. Clavan, vattela a piander culo, Clavan. Vattela a piander culo, Clavan. Cioè non basta che causi un presunto rigore che poi fortunatamente era fuori. Devi pure tenere in gioco Cornelius. Devi pure tenere in gioco Cornelius. Ma seriamente? Seriamente? Scivola sto cazzo, scivola. Pellegrini. Imbarazzante. Tolto quell'azione in cui rischiava di far gol se non gli avesse tirato in bocca a Colombi, imbarazzante, veramente imbarazzante. Sono contento per Simeone. Joao Pedro si è mangiato il gol di rigore, mortacci pure tu a Joao perché cazzo, dai. Dai cazzo, non ne sbagli uno, non ne sbagli, oggi lo devi sbagliare. Allora, questo risultato non è del tutto negativo, diciamo, perché sì, non sono arrivati ai 3 punti, però comunque siamo in vantaggio negli scontri diretti contro il Parma. Però bisognava vincere, cazzo. Bisognava vincere. Bisognava vincere. Coglioni. Non è possibile. Non è proprio possibile. Scusate, sto guardando un attimo di qua perché devo fare un attimo una cosa al volo, scusatemi se vedo le spalle. Ok. Non è proprio possibile, raga. Dovevamo vincere. Dovevamo vincere. Sono contentissimo per il gol di Simeone. Sono veramente contento che sia sbloccato. Però oggi bisognava vincere. Senza se, senza ma. Non ci stanno tantissime altre cose da dire. Sinceramente, il Parma in qualche occasione ci ha messo in pericolo. Però, sinceramente, non mi sembra che fossero sto granché. Per grande parte della partita siamo stati noi i padroni del campo. Tra l'altro, campo di merda perché cazzo stavano sempre per terra, stavano. Non lo so, non lo so. Poi sul primo gol del Parma, lì secondo me è stato uno sbaglio di Faragò che non ha tenuto bene l'uomo. Secondo me non l'ha tenuto bene. È andata così. È andata così. Vedete? Vedete che succede a non fare gli acquisti che vanno fatti? Che serviva? Un terzino destro e un difensore centrale. Da dove sono arrivati gli errori? Vabbè, non mi dilungo oltre, regà, mi rode abbastanza al culo anche se ripeto questo risultato, cercando di essere un po' più freddo, non è del tutto da buttare perché, ripeto, siamo in vantaggio comunque negli scontri diretti col Parma. Però, ripeto, bisognava vincere, senza se e senza ma. Chiudo dicendo che contro ogni qualsiasi aspettativa, tralasciando il fatto che si è fatto trovare 2 volte in fuorigioco, Paloschi non mi sembra tutta sta pippa, ovviamente l'abbiamo visto per 10 minuti, però a me non mi sembra tutta sta pippa. Tra l'altro, una curiosità mia, se non mi sbaglio ha fatto soltanto 2 sostituzioni, perché sono entrati Oliva e Paloschi, non mi pare che siano entrati altri. Fammi andare a controllare. Ha fatto soltanto 2 sostituzioni, Maran. E tra l'altro quello dei Cicarini obbligata poi. C'è soltanto due sostituzioni. E io non c'ho parole. Io non c'ho parole, guarda.
Poi dite, perché te sta sul cazzo Maran? Cioè, 90 minuti, due sostituzioni fai. Ne fai soltanto due? Bah, vabbè. Niente, raga, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.